Sotto i riflettori ci sono Treviso e Vicenza, certo, ma la sfida del voto alle amministrative 2023 racconta di più fronti nelle 7 province venete. 14 e 15 maggio alle urne, eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio. 49 le amministrazioni chiamate al rinnovo, 10 di queste sopra i 15.000 abitanti. 10 come i comuni impegnati al voto nel Trevigiano, nel Vicentino e nel Padovano. A seguire le 7 realtà al voto nel Veronese e poi le 4 sfide nel Veneziano, nel Bellunese e nel Rodigino. Nella Marca, oltre al capoluogo, da seguire anche Vedelago, San Biagio di Callalta e Motta di Livenza. Nella provincia iberica non solo Vicenza, ma pure Chiampo, Marostica e Rossano Veneto. Adria e Porto Tolle e Impolesi nelle battaglie più attese del Rodigino. Nel Veneziano ci si prepara, fra gli altri, a conferme o svolte a Sandona di Piave e Martellago. Nel Padovano piove di Sacco, nel Veronese Villafranca e Bussolengo, nel Bellunese Pieve di Cadore. Liste, nomi, scelte, candidati, strategie. La corsa è già iniziata e così anche i tentativi per riportare la gente a votare. Tentativi ormai disperati, la lezione delle regionali in Lazio e Lombardia lo sta a dimostrare. Certo, le comunali da sempre sono un altro terreno di gioco anche sul fronte affluenza, ma c'è poco da stare allegri. E per chi studia il fenomeno da anni, non è solo una questione di contenuti e riavvicinamento della gente alla politica, servirebbe una svolta a livello generale anche sulle modalità di voto per incentivare gli elettori. Alle ultime elezioni tedesche il 47% ha votato per corrispondenza. Nelle ultime elezioni americane tra advance vote, cioè il voto nei 15 giorni precedenti, voto per corrispondenza eccetera, ha votato quasi il 60%. In epoca contemporanea il cosiddetto voto al seggio non è più di moda, tra virgolette, non è più la modalità che è valsa per l'Ottocento e il Novecento. Quindi pensare a concedere 15 giorni in anticipo per il voto, a consentire a chi è fuori comune di votare nel comune dove è e non nel comune di residenza, aiutare gli anziani. Ecco, ci sono mille cose che si possono fare invece di starnazzare sempre che la gente non va a votare.